Benvenuti alla 17ª edizione del Festival della Piccola e Media Editoria Libri in Cantina. Siamo a Susegana, in questa bellissima cornice del Castello San Salvatore. Siamo in compagnia dell'attore Luca Zanetti, a cui è affidato il compito di aprire questa edizione dedicata alla rinascita. Allora, cosa volete sapere dall'attore che aprirà questo festival sulle rinascite? Tu hai questo compito e non è un compito da poco. Cos'è per te la rinascita e come la esprimerai questa sera? Sì, io sono un attore d'occasione, per cui questa sera le rinascite saranno proprio esclusivamente per la serata di questa sera. Posso dire invece in generale che per me la rinascita, e lo dico seriamente, è la rimessione dei peccati. Tu fai un percorso attraverso le rinascite perché hai preparato dei brani, dei pezzi di diversi autori della letteratura nazionale e internazionale. Sì. Che tappe hai previsto? Ho seguito il menù che mi è stato proposto e anche gli ospiti che ci sono presenti e le autorità. Quindi le portate da cosa saranno accompagnate? L'antipasto. Io voglio solo dare un piccolo anticipo che ci sarà una grande celebrazione del maiale, poi anche un grande omaggio alle donne, ai conti, alle conti nel senso aristocratico, perché io conti purtroppo ho grossi problemi circa i conti, va bene, lasciamo stare questo. E poi anche avremo ma non voglio anticipare niente, avremo un grande momento che adesso purtroppo non ricordo più e spero di ricordarmi quando sarà il momento. Solo un connubio un po' particolare, Shakespeare e la porchetta. Sì, Shakespeare sarà l'artefice della rinascita della carne attraverso le lettere. E finirai con una rinascita ipnotica. Sì, con un poeta che ha vinto un grande concorso a Croce di Musile di Piave, una grande dedicato proprio all'organizzatrice di questo festival. Io non posso che ringraziarti e seguiteci, venite qui su al castello di Susegana, piazza, biblioteca, municipio e le sale di questo meraviglioso maniero.